Buongiorno, io sono la Cristina e benvenuti nel mio canale. Se mi chiamassi la Giuseppina, il canale si chiamerebbe La Giuseppina. Bene, sono qui oggi insieme a voi per sto cazzo, per raccontarvi della giornata al Cosmoprof. Come cazzo ci sono andata? Ci sono andata con la Valentina, giornalista cucinella, che poi là ci siamo trovate sabato 19, sì. Ci siamo trovate con altre ragazze, tra cui non mi ricordo più, la Nadia, la Martina e non mi ricordo un cazzo. Comunque vi metto delle foto, vi metto comunque, le conoscete, sono le ragazze che fanno qui anche loro i video su YouTube e le saluto, le ringrazio tanto, mi ha fatto tanto piacere conoscerle. Poi là, senza volere, ho incontrato The Alternative Makeup, Giorgia, del canale The Alternative Makeup, che appena l'ho vista, il signore, come, non so, ho visto non un miracolo, tipo un miraggio, no? Una figata. Cara, è bellissimo, I love you, è bellissimo, è ancora più bella dal vivo. Poi chi ho incontrato? Gnagna Makeup, ho incontrato Gnagna Makeup, cara e patatosa. Poi chi ho Antonio Sorvillo, cioè, top. Ciao Antonio, te saluto dal Veneto. Sì, comunque, fantastico, fenomenale, simpaticissimo, mi ha fatto morire. Poi che ho incontrato? Ho visto c'era il Pandemonium alla Inglot che stava truccando. Poi chi ho visto? Oh, basta. Allora, ho parlato più inglese quel giorno al Cosmoprof che in tutta la mia carriera scolastica. E la prossima volta, cioè il prossimo anno, andrò più organizzata con i bigliettini da visita e il caporotto, no, opposto, con i bigliettini da visita e con un po' più di inglese, un po' più preparata. Amo essere una youtuber perché ora vi mostro. Qui ho tutti i volantini, questa è un'azienda, la Mand, non so se la vedete, e qui ho tutti i volantini, molto benissimo. Quindi questo, sti gran cazzo. Ok, allora, qui ho il volantino di quello del naso, cioè della maschera quella nera che ti togli per i punti neri, che era nel reparto asiatico. Una figata, cioè come sto con il... Oh, fantastico. Dopo, questo è Giulia Siena. Ah, Funghi d'alga Guam. Poi, se volete qui della Catrice ho $1 qui. Se volete uno smalto ancora. Vabbè, ok. Poi, Idrea London. Questo che cazzo è? Ho tutti i volantini. Questo qua è quello per le spugne. Questo qua è, sti cazzi, è Revita Lash, che lo voglio provare, assolutamente. Bioella, cosmetica naturale. Bioella, ok. Questo è Verona, Barbara Mills, cazzo di nome. Insomma, è reparto Poland, Polonia, per quello hanno 50 kg di libretto dell'erbolario, che alla fine mi ha dato sta piccola borsetta che pesava 50 kg. Ho detto, bah, quante provette mi avrà dato? Un cazzo, una provetta è sto libro qua. Vabbè. Poi qui c'è, questo che tengo per ricordo, è il biglietto dell'entrata, tengo per ricordo. Poi, ma devo mostrarvi tutte le della Inglot. Questo è Trade Agency, non so che cazzo è? Tiziano Cerum. Questo è non lo so. Questo è tipo
questo è per l'autobus che posso anche buttare. Questo è Cosmetics Science, tutti i biglietti da visita, la vera. Questo è il Pharmac. Questo è il Bomb, che mi sa che era quello stand con tutte le candele. Ho alzato il telefono. Stavo dicendo che mi sa che era quello stand con tutte le candele e le cose profumate. O no? Sì, questo è Active Long, che cioè tutte le altre hanno dato sto cazzo di roba qua, no, per i capelli. Io con la Scavignara 50 kg tonnellate di capelli, un prodottino per i capelli no, a me no, fanculo. Poi questo è il Paese, che è una marca che non avevo mai sentito. E mi ha dato 2 o 3 ombretti, che sono questi, che poi vi farò vedere cosa mi hanno dato. Questo è tutti smalti, ovunque, no, che cazzo è? CND. Questo è 2 Regenesis, mai sentito. Questo è, non lo so, questo L'Action, questi tutti i giornaletti che c'erano là. Questo è Spirit Equo, cosmesi biologica, mi illumino di bio, oro. Questo lo volevo, non me l'hanno dato, fanculo. Linea Argan. Sti cazzi. Questo è il mare sulla pelle, anzi Guam, fanghi d'alga Guam. Tutti i volantini, capito? Mi devo mostrare tutti, che coglioni. Aspetta che qua ci sono provette. Qui ci sono provette che mo io le tolgo e siamo a posto. Bene. Questo 50 tonnellate di libro di Dottor Hauschka. No. Poi ancora CND, me ne ha dato un altro. Questo è il coso del Cosmoprof, Inglot. Questo è l'Amand. Questo è ancora l'Amand. Sti cazzi. Cosmoprof ancora. Questi 2 bigliettini, questo è le Thermes Marines, e questo è Alexis President. Perfum. Forse queste hanno le cover fighe, vabbè. Poi Inglot, un altro di Inglot. Questo è Ricci. Ho detto, avete una provetta di queste cose per i miei capelli ricci? No, I'm sorry, but we don't have come cazzo si chiama? Samples. We don't have samples for you. Thank you. I love you too. Il mio inglese proprio. Questo fantastica. Allora, siamo arrivati su questo padiglione, non mi ricordo più dove c'era anche, e tra l'altro anche Jeffree Star. Mio cuore. Comunque c'era Regina, che è il nome sia della donna che vende queste cose e sia il nome di queste creme. Praticamente sono dal Texas e hanno il Proactive Technology infusi di cellule delle piante vive, non tossico. Praticamente c'era anche una signora che in verità era molto anziana, che non lo sembrava. Era tipo Miss Texas, una cosa del genere, di età un po' avanti, ecco. È venuta là e ci ha parlato in inglese, tutta tutta nonnina figa, no? Le robe da matti.
e ci ha incuriosito molto e ci ha fatto provare, la regina, ci ha fatto provare queste creme sia a me che alla Valentina. Non vi dico il bruciore che faceva, cioè robe allucinanti, però ci sono rimasta allibita perché mi diceva io quanti anni mi dai? Cioè sulla cinquantina, 45? No, ne ho 62. Lei è mia boh, è mia cugina, prova a dire quanti anni ha. 40? No, ne ha 55. Cioè veramente fa miracoli sta roba. E se avete magari possibilità di comprarla, io purtroppo economicamente non ce la fo, quindi se volete una crema antirughe top, questa è top dal Texas. Hello Regina, you are very, come si dice, simpatica, sympathetic, you are very, yeah, I kiss you, ok. Jeffree Star, cioè mi sono provata le tinte, alcune di queste tinte me le sono provate qui, mi sono durate fino a ieri, cioè 2 giorni mi sono durate e mi sono lavata le mani, mi sono fatta la doccia e comunque mi sono durate 2 giorni, va bene, cioè, ovviamente sbiadite, facevano fatica ad andare via, è fantastico. Qui ho ancora Perfect Match, Perfect, tua sorella, questo è Devel, guardate che belle le unghie, poi l'Amand, cioè sto mega libro dell'Amand, e qui iniziamo con, un attimo che metto via tutte le stracazzare, Wet n Wild, borsettina carina della Wet n Wild, borsettina carina dell'Herbolari, dentro Dottor Hauschka e Inglot. Andrò tipo 3 giorni sicuri al Cosmoprof perché un giorno voglio incontrare tutti gli youtubers che verranno possibili, cioè veramente voglio conoscerli tutti. Poi il secondo giorno vabbè guardo il Cosmoprof e il terzo giorno compro. Questa bellissima bag is the Essence, che dentro ci sto pure io, cioè vedete ci sto tutta, e un'altra borsa e che apro una parentesi, sono tornata a casa con la spalla distrutta, avete presente distrutta? Il prossimo anno trolley, assolutamente trolley forever, trolley, perché sennò io muoio veramente, e sicuramente più da bere e più da mangiare e più soldi, sì, molti più soldi per comprare. Alla Wet n Wild mi hanno dato un sacco di cose, ma in generale mi hanno dato un sacco di cose. Questa della Ingrid è piena di, come potete vedere, campioncini. Ora vi faccio vedere, io ho messo tutto qua dentro, che era una scatoletta, vedete, una scatoletta molto comoda. Un mascara di Bella Oggi, che tra l'altro è questo che ho addosso, che è fatto così, cioè ragazzi, a me ti regalano il mascara, io non ho parole. Questo che ce l'ho è una base make up di Ingrid, Smoothing e Illuminating Base Pod Maquillage Yes, questo si vede che praticamente è così, vedete, è una base tipo così illuminante. Poi della marca che vi dicevo mi hanno dato questi che non capivo che cazzo erano, sono degli ombretti. Io faccio così, è una marca della Polonia, ho appena letto, sono abbastanza polverosi, ma io li amo. Guardate il bianco.
è perlato, è bellissimo, io lo amo con tutto il mio cuore. E mi hanno dato due, ma altri due ombretti di questo colore. Cazzo, vedete, sono molto polverosi. Questo e questo qui, che sono praticamente uguali, identici. Vi faccio lo swatch. Lo swatch è opacissimo, opaco, e adoro questo ombretto. Ho messo l'illuminante sotto, comunque è quello che ho addosso. Tutti e due sono quelli che ho addosso. Questa azienda lanza Healing Hair Care. Questo è un campione gratuito, Keratin Healing Oil Shampoo, e questo è Tamanu Cream Shampoo. Due tipi di shampoo differenti, ora ve li faccio anche vedere. E sti cazzi. Oh mio Dio che profumo. È molto denso. E poi l'altro è un altro keratin. Questo è la keratina. Sembrano... Mamma che profumo meraviglioso. Ok. Questo della marca sempre Ingrid, che c'è un pezzo di scotch attaccato, molto bene. È fondotinta con fattore di protezione 10 Light Ivory Nude, che è quello che ho addosso. Ve lo mostro. È molto chiaro. Io amo i fondotinta chiari, è una meraviglia perché è anche non è liquido, è molto, è in crema densa. Guardate che bello, fantastico, veramente. Poi questo è Wet n Wild, uno smaltino, Ingrid un altro smaltino. Io amo questo rossetto, che è quello che ho addosso di Bella Oggi, guardate, voilà. Cioè io amo questo colore, è questo, io lo amo, lo adoro, come la pasta col pomodoro. Questo è un altro di Butterfly, la marca che si chiama Butterfly Long Volume Lashes, questo qui. Ha una figata di coso qui, wow, cioè, guardate, adesso mi si spacca il pennello, no, il pennello. Poi, tester, cioè grazie a Butterfly per avermi dato il tester, così, bellissimo, mi tocca farveli vedere tutti, meraviglioso, fantastico, adoro. Poi tac, no, non si chiude, vabbè. Questi sono della Butterfly, anche questi, sì, questo, sti cazzo, ok, questo qui, che è una meraviglia, ma io non me lo metterò mai, quindi penso di metterlo nel giveaway che vi metto qui e giù nell'info box, che tra un po' farò l'estrazione, non vi dico quando, una sorpresa, che oltre a quei prodotti ne metterò anche degli altri, tra cui anche questi due ombretti qui, guardate, fantastici, meravigliosi. Poi un altro smaltino della Butterfly, grigio, fantastico, della Wet n Wild. Guardate la confezione, cioè il packaging, facciamo proprio l'inglese oggi. E anche questo ha lo scovolino che è molto flessibile, in silicone, fantastico. Questa è una base, Wet n Wild Primer Buzz Detent. Devo ancora aprirla, infatti ha ancora questo, che non so se metterlo nel giveaway oppure no, adesso vediamo cosa fare. Wet n Wild, questa, cioè mi hanno regalato questa, cioè stavo per bestemmiare,
Dentro c'è il pennellino con gli ombretti. Da-dan. E dietro c'è la spiegazione su come metterli. Per quelle ignoranti come me che non sanno come truccarsi, allora ci sono le istruzioni. Poi l'ultima cosa, che poi la scatola è vuota, questo rossetto che è già, cioè l'ho sporcato, sono una minchiona perché sporco tutto, è della marca Wet n Wild, della Wet n Wild questo, ed è wow, bello. Nella borsetta della Ingrid, erbolario. Questo è Active Long, questa è una maschera alla papaya, ancora l'erbolario Guam, funghi dal Guam, questo è Veleda. Oh, ma è un profumo, cazzo, un profumo, oddio. Oh, che buono, mi piace. Poi Guam ancora. Poi qui ho, no, per farvi capire, ho tutta sta roba. Cotton Plus, sapete, struccante, un profumo per la macchina, uno ce l'ho già dentro in macchina, tanto per cambiare. Questo è un altro, ci sono questi due qui che dateli in culo. Ciao. Quindi era di Spirit Equo, Hydra, Argan e Rigenera. Argan, questo è duo Guam, ancora quante cazzo di cose. Guam mi ha dato un sacco di cose. Questo è di Inglot, che è un fondotinta della Inglot. Questo vi ho fatto vedere. Veleda, che ho già provato al melograno, che ho fatto la collaborazione con la Veleda tempo fa. Erbolario, il gelsomino, questo è Active Largan. Che cos'è? Siero lisciante, a quanto pare, per capelli. Crema solare dell'erbolario, un altro di Guam. Questo è il famoso per il naso, ok? Andiamo a vedere. Ce ne sono 4! Guardate! E figata! Per i punti neri del naso. Io pensavo fosse quella roba nera che si levava, invece no. Poi, sempre dell'erbolario, questo è la vera. Erbolario. Dov'era? Questo è una provetta. Guardate. Perché non mette a fuoco sto cazzo? Perché non mette a fuoco? Comunque olio corpo. Ed è questo. Figata. Guam, maschera viso esfoliante. Guam ancora. Trovo un sacco di cose della Guam io. Questo è di Dottor Hauschka, che ora io levo questo, che è alla rosa, una crema alla rosa. E questo è il balsamo per il corpo alla rosa. Questo è un balsamo per il corpo alla lavanda e al sandalo, che me lo metto qua. Questo maschera rivitalizzante per la pelle, sapersi. E l'ultimo di questa marca Dottor Hauschka, crema alla melissa per il giorno, che mo io la tolgo e la metto qua. Questa figata, lavanda, crema dopo sole, bellissima, che carina. Poi l'erbolario mi ha dato un casino di cose, cazzo. Veleda, che io la amo, Veleda, ti amo. Veleda, la vera,
la vera, questa cremona qui, sentite che roba, questa da seguire su Instagram, Selective Professional Official, ok, e quindi io mo la levo e mi resta lo shampoo, bene. Poi che c'è l'Amande, detergente liquido, sapone liquido, no? Per mani delicate, se avete delle mani delicate, ancora l'Amande, crema viso pelli normali, crema viso anti-età, che io ne ho molto bisogno. Poi ancora l'Amande, sto perdendo la voce, Amande, mi sto rotto il cazzo, Amanda, quante cose di Amanda, questo è un altro olio per il corpo che io ho fatto vedere prima, guardate, cioè, no, per farvi capire la grandezza, ok, sono 75 ml, 100 grammi di fanghi d'alga, bagno doccia e crema doccia, Amande, che carino, crema idratante, insomma un sacco di cose di questa bellissima marca che si chiama l'Amande, fantastica, l'Amande, bagno schiuma dell'erbolario, Amande, questi cazzi ancora Amande, io amo questa marca perché mi ha dato un sacco di cosine. Poi Guam, e questo è trattamento corpo in crema senza risciacquo, Amande, cioè metà cose sono dell'Amande praticamente. Il papavero, lo sai che i papaveri sono alti, ma tu sei piccolina, petali di spezie, che carino. Lanterne, bagno doccia, Amande. Come riassunto io ringrazio Valentina, giornalista cucinella, che ha portato tanta pazienza con me, che io sono impedita a girare, a prendere treni, orari e casini vari. Il prossimo anno voglio stare qualche giorno in più, cioè 2 o 3 giorni il minimo, se avrò i soldi, e a me ha fatto veramente tanto, troppo piacere conoscere di persona Antonio Sorvillo, e anche se è un personaggio abbastanza conosciuto, mi rispondeva tranquillamente ai messaggi su Facebook per trovarci, cioè là direttamente: Antonio, dove sei? Sono di qua, sono di là, dai che ci troviamo, sono in piazza centrale, cioè veramente, ed è simpaticissimo. E ci tengo anche a salutare Chiara, bambola malefica, che quest'estate dobbiamo fare, ci siamo già, Antonio preparati, che io e Chiara abbiamo deciso di fare dei video comici quest'estate. Cioè, dov'enete che tacca fare i video comici a posto, bene, zio, cane. Comunque, ho detto zio, vi metto qualche foto e sono stata felicissima, è stata una giornata fantastica. Ciao a tutti! L'ultima cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che nello stand insomma, l'azienda Le Chat, mi ha fatto queste bellissime unghie a gel gratis. Si chiama Anastasia, è campionessa mondiale di, se non sbaglio, nail art, e è stata bravissima e la ringrazio tanto. Ciao Anastasia! E i prodotti erano di questa azienda, appunto, Le Chat, si pronuncia in francese Le Chat, insomma il gatto. Geh mânarea soezin Destimato era camin
Budapest e Topandin, che mi pare non arrivare qui. Ascolta, più dei 50 non si fa, del Topandin che lei desfa, lei sopa, lei sopa.